È fondato e risponde pienamente alle linee guida dettate da ISPRA, cioè dal massimo organo scientifico nazionale per la tutela e la protezione dell'ambiente. Il calendario venatorio adottato dalla provincia di Belluno, che ha anticipato la caccia agli ungulati al 16 di agosto, ottiene il via libera al TAR del Veneto, al quale l'Associazione Difesa Animali e Ambiente si era appellata con un ricorso che in prima battuta aveva prodotto una sospensiva. Eravamo consapevoli di aver fatto le cose in assoluta legittimità e anche nel merito avevamo seguito esattamente la procedura, abbiamo posto al TAR le nostre motivazioni. E dunque il percorso relativo al calendario venatorio della provincia di Belluno è rispondente alle esigenze del territorio, che negli ultimi anni ha visto decuplicare la presenza in particolar modo dei cervi: 931 i capi stimati nel 1990, 10.400 nel 2019. Il calendario venatorio ha dunque replicato quanto sperimentato lo scorso anno, cioè il prelievo anticipato dei piccoli e delle femmine di cervo per diminuirne la densità e riequilibrarne la popolazione. Il provvedimento ha avuto un giudizio superiore e questo è stato il giudizio positivo, quindi assolutamente noi siamo per la tutela della fauna selvatica e soprattutto per mantenerla in equilibrio rispetto all'ecosistema bellunese. Sul punto è intervenuto anche l'assessore regionale PAN. L'anticipo rappresenta un'esperimentazione la cui efficacia sarà valutata al termine del triennio con una rigorosa analisi critica dei risultati.